Assessore Pannariti, due ambiti, quello del lavoro e della formazione, nei quali dal 2013 al 2018 sono stati fatti molti passi avanti in Friuli Venezia Giulia. Sì, con l'Agenzia regionale per il lavoro abbiamo costruito una rete sul territorio, abbiamo visitato 1700 aziende, guardando le aziende che investono, che assumono e che crescono, e quindi abbiamo raccolto le vacancy, i posti di lavoro, e li abbiamo messi a disposizione dei cittadini e delle cittadine del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo costruito insieme i percorsi di formazione che hanno coinvolto un numero molto elevato di persone che hanno avuto risultati incoraggianti. Abbiamo lavorato anche per le persone più fragili in maniera tale che vi fosse davvero un riconoscimento e un'attenzione a tutte le persone, perché le politiche attive del lavoro del Friuli Venezia Giulia sono state fatte proprio pensando alle persone, con le persone al centro. Il lavoro è stato importante anche per quanto riguarda l'istruzione in tutti i suoi elementi, partendo dalle scuole dell'infanzia per arrivare all'università e ai dottorati di ricerca. L'investimento della Regione per quanto riguarda l'istruzione è stato un investimento davvero importante. Ricordo che siamo la prima regione d'Italia per quanto riguarda il tasso più basso di dispersione scolastica, e questo avviene anche grazie agli investimenti che abbiamo fatto, perché tutte le risorse che vengono spese per l'istruzione sono investimenti importanti per il futuro della regione. Grandissima attenzione anche nei confronti della ricerca, per quanto riguarda le infrastrutture di ricerca e la ricerca in generale, non solo per le università, per le quali abbiamo investito davvero molto, ma anche per quanto riguarda i parchi scientifici tecnologici, i cluster e gli enti di ricerca, sempre con l'obiettivo di valorizzare la ricerca anche all'interno del mondo del lavoro e l'innovazione tecnologica, per avere lavoro di qualità per i nostri giovani e le nostre giovani, e anche per le donne, perché l'impegno forte è anche a valorizzare il lavoro femminile, che sappiamo essere un motore di sviluppo straordinario per l'economia del nostro Paese.